Buongiorno. Si alzi in piedi, a voce alta, legge la dichiarazione che è scritta su quel foglio con cui si impegna a dire la verità. Non occorre dirla al microfono, la lega pure così. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia posizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è la mia conoscenza. Si accomodi pure. Parli bene al microfono. Adesso lei si chiama Caterina Pasquino. Sì. È nata a Catanzaro il 6 giugno del 79? Sì. Se può sistemare il microfono, si sieda bene vicino al tavolo, perché sennò non la sentiamo bene. Prego. Posso, signor Presidente? Prego, pubblico Signora Pasquino, buongiorno. Buongiorno. Sono il pubblico ministero Antonio San Germano. Che lavoro svolge, signora? Io la ballerina facevo. Attualmente? Attualmente purtroppo nulla dopo questa storia. Ma Questa storia sarebbe la storia processuale, diciamo. sì, Lei conosce Lele Mora? Ha avuto mai rapporti di agenzia, di collaborazione con ho lavorato l'agenzia? una volta, sì. Con Lele Mora? Sì, E che rapporto ha intrattenuto con Lele Mora? un bel rapporto. Un buon rapporto. Sì. Le dispiace, signora Pasquino, se per una forma di riguardo verso il Tribunale io le faccio la domanda, lei mi guarda, la risposta la dà possibilmente guardando sempre il Tribunale. Mi fa un po' strano, ma lei ascolta le Infatti. domande e risponde, così è costretta anche a parlare bene al microfono, rivolta verso di noi. Lei conosce Addes Fabrizio? Sì, Che rapporto ha? lo frequentavo. Cioè come amico? Avevo una storia, no? Avevo una storia con lui. Una storia sentimentale? Sì. Le risultano rapporti tra Addes Fabrizio e Lele Mora? Rapporti di collaborazione professionale? Sì, di lavorare, sì. Sì. Signora, lei conosce El Marug Karima intesa Ruby? Sì. Quando e dove l'ha conosciuta? Per i signori difensori faccio riferimento, ma loro lo sanno benissimo, al verbale del 7 luglio 2010. Allora, l'avevo conosciuta a Gescavalli tramite il suo ex ragazzo, Che si chiama? Nico. Nico di cognome? Non lo so. Non lo sa. Non ricordo. Ci può dire quando, il periodo in cui conosce la Allora, signorina a quando non Giascavalli? ricordo perché mi ricordo che era un inverno. Non mi ricordo la data, scusate. L'anno? Eh? L'anno almeno. Era prima di succedere lo scandalo. Prima di succedere lo scandalo, era a gennaio, quel mese di quando io l'ho Quello che ospitata. lei chiama lo scandalo sarebbero probabilmente i fatti del maggio 2010, Sì. quindi a Di gennaio prima, del 2010. a gennaio, quando io 15 giorni prima l'avevo conosciuta in una discoteca a Gescavalli, dove me l'hanno presentata, mi hanno detto, io stavo cercando anche un'inquilina dove condividere l'affitto, e praticamente il suo ragazzo che frequentava, Nico, mi ha detto guarda, la mia ragazza tra virgolette sta cercando un posto dove vivere, so che tu stai cercando una ragazza per aiutarti, ho detto guarda, può venire, però lei non mi ha mai aiutato alla fine. No, aspetti, però signora, cioè questa è una testimonianza, non l'occasione Ah, perché no, lei no. regoli i conti No, io con sto Ruby. dicendo- Ecco, allora, si mantenga per cortesia le mie domande. Sì. Dunque, lei ospita poi, dopo questa conoscenza, la signorina a casa sua? Sì, Per quanto tempo? fino a maggio, fino a quando mi ha derubato. Fino a maggio 2010, Sì. molto bene. A casa Che- sua dove, scusi, è pubblico In via ministero? Settala, in via Settala al 59, dove ho avuto Di questo Milano? atto, sì. Assolutamente opportuno, via Settala di Milano. Che rapporti ha avuto fino, diciamo, al litigio con Ruby? E che rapporti avevate? Io di Ruby sapevo tutta un'altra versione, veramente, cioè io non pensavo mai che lei facesse questo. Io l'ho scoperto tutto veramente tramite intervista, io non l'ascoltavo mai perché lei mi diceva veramente... Ascolti signora, io la blocco un momento perché abbia pazienza. Allora, i giornalisti sono pregati di stare in silenzio perché questo genere di intervento non verrà ammesso. Ascolti signora, la blocco perché così non comprendiamo niente. Allora, riportiamoci un momento a gennaio 2010, la conosce e viene ad abitare con lei. Gli accordi con questa ragazza quali erano? Era condividere l'affitto. Lei quanto aiutare. pagava d'affitto? Io pagavo 850 euro. L'affitto e le spese? Sì, sì. Benissimo. Gli accordi erano questi. Allora, in questo periodo,
da gennaio 2010 sino, diciamo, all'intervento della lite, poi approfondiremo, non si preoccupi, questo profilo, avete avuto rapporti positivi con Ruby? Sì, sì. Ecco, che tipo di vita conduceva Ruby in questo periodo? Usciva, non con me, non so la vita che facevo fuori casa mia. Allora, durante il periodo della convivenza, poi ci torno su questo aspetto, con Ruby, o comunque all'atto di conoscenza della stessa, al Già Scavalli quando gliela presenta Nico, il suo fidanzato, Ruby dichiarò le sue generalità e la sua età, cioè le disse chi era e quanti anni aveva? Mi aveva detto che aveva 19 anni, che era figlio di manager di Yamamai. Il padre era un manager della Yamamai e sua madre non faceva nulla, vivevano di soldi, di ricchezza, stavano bene economicamente. Ma le disse anche la nazionalità? Sì, egiziana. È E sicura? sua mamma brasiliana, sì, ha sempre detto così. Io ho Quindi scoperto egiziana e la madre brasiliana. sì. Sì. Senta, lei per la verità nel verbale del 7 luglio 2010 ha detto che ho conosciuto Ruby 4 mesi fa, una ragazza che mi aveva detto di essere brasiliana di anni 18 e nome Ruby e cognome Cuore. Non ha detto egiziana, vabbè, lo dice in questa sede, però allora non lo disse egiziana. Io l'ho detto. Qui non c'è scritto, signora, gli avvocati hanno i verbali, possono confermare. No, ha capito la questione? Quando era stata sentita dal pubblico ministero, Sì. aveva detto, Dalla PG, è uguale. ma scusate, il Presidente può interloquire direttamente sulla contestazione senza che continuate a disturbare? Signora, non potete parlare tra di voi fuori dai microfoni. Se volete intervenire facendo contestazioni o eccezioni, li fate nei modi previsti e interrompendo al microfono. Adesso interrompo con il suo consenso al microfono. Lo scambio di qualche parola con il pubblico ministero non è e non viene considerato da nessuno un disturbo. Se ella lo considera tale, prenderò le mie decisioni e vedrò di essere ancora più cauto di quanto lei pretende debba essere una difesa in questa sede. Grazie. Grazie Avvocato. Ascolti, quando era stata sentita aveva detto che Ruby si era presentata come cittadina brasiliana. Perché la madre, ero confusa, però la madre è brasiliana, mi dicevano così, scusi. Cioè, è sempre detto egiziano il padre e la madre è brasiliana. In effetti non sto dicendo una bugia. Non andrei a denunciare una Signor minorenne. Presidente. Comunque, in questa sede, lei ricorda che le disse anche di essere egiziana? Sì, Riportandosi sì, alla sì. memoria? Sì, sì. Anche se sì, non c'è scritto sì. nel verbale. Benissimo. Io sì, certo. Che vita faceva in quel periodo, fra gennaio e maggio, Ruby? Ha detto che usciva spesso. E dove andava? Lei lo sa? Dove andava lei no, perché io uscivo il pomeriggio con lei a bere un caffè. Signora Pasquino, lei ospita una ragazza. Sì. Ora, lasciamo stare se ha fatto la dichiarazione di ospitalità in questura, perché comunque era straniera, non è questa la sede, ma almeno ha chiesto, insomma, che lavoro fai, come Ha detto vivi? che era mantenuta dai suoi genitori, cioè dal padre. La manteneva lui e lei si voleva aprire un centro estetico, che lei aveva esperienza nell'estetico, basta. Va bene. Non ho... Poi andremo avanti su questo profilo. Lei conosce il signor Villa Giuseppe? Sì, Che rapporto ha con Villa Giuseppe, signora Pasquino? conoscenze che l'ho conosciuto nelle discoteche, come io ballerina, lui era un cliente lì che andava nella discoteca. Le risulta che Ruby e Villa Giuseppe si conoscessero e si frequentassero? Questo sì, Che tipo di rapporti hanno avuto Ruby e Villa Giuseppe? di amici, di amicizia. Le risulta che Ruby avesse comunicato la sua età anagrafica effettiva a Villa Giuseppe? No, questo me l'ha detto dopo Giuseppe. Che Dopo gliel'ha confermato questo Giuseppe fatto? me l'ha detto che non sapeva che io non sapevo che avessi 17 anni la ragazza. Mentre Giuseppe Villa lo sapeva? Perfetto. Che lavoro svolge il signor Villa? Un imprenditore, so che aveva venduto, non so cosa aveva lui, però so che vive di rendita. Sta bene? Le risulta che Villa Giuseppe abbia avuto rapporti di lavoro o di conoscenza con Lele Mora?
Questo no. Non le risulta? No. Durante il tempo della convivenza con Ruby presso la sua abitazione, chi provvedeva a sostenere le spese? A volte mi diceva che la sosteneva l'ex premier, Silvio Berlusconi, e a volte diceva che gli davano i suoi genitori i soldi. Che cosa ha detto? Mi è sfuggita la domanda, scusi Presidente. Deve parlare più forte al microfono perché non sento Ho detto bene. che a volte mi dicevano che questi soldi aveva delle conoscenze molto forti e venivano dati dall'ex presidente e a volte dai suoi genitori perché erano amici di famiglia. Presidente sarebbe Silvio Berlusconi, Sì. l'onorevole Berlusconi. Che cosa le disse Ruby del suo ex fidanzato, Rizza? Le disse qualcosa? Di Rizza. Domenico, quello che ha conosciuto a Giascavalli. Nico, lei piangeva veramente tutte le sere per questo motivo, gli faceva anche dei problemi a lui, li creava perché lui mi chiamava sempre, le diceva che era sempre da lui. Quando lei mi diceva delle determinate cose, non ho mai creduto a questa ragazza veramente, perché lei andava da lui mi chiamava a me, può chiamare anche lui, cioè lo chiamava anche il 14 febbraio, noi siamo andati a comprargli il regalo a Nico. Ma cioè, lei lamentava qualcosa in riferimento a questa persona? cioè, Si lamentava di qualcosa? soffriva per amore. Da un punto di vista sentimentale? Sì, Questi di sono brutto, fatti suoi. sì. Altri profili? No, nessuno. No. Lei sa se Ruby si prostituisse, ovvero gliene ha mai parlato o ne ha avuto il sospetto durante il Mai. tempo della sua convivenza? Mai, perché lei mi odiava anche il mio lavoro da ballerina e mi diceva spesso non andare a fare il suo lavoro perché se no pagassi poco di buono. Io ho detto meglio stare sul cubo che non sei mai toccata da nessuno. Allora, signora Pasquino, Ruby le ha mai parlato di Silvio Berlusconi? Mi parlava solo quando, cioè, vagamente, perché lei piangeva, ribadisco, piangeva sempre per questo Nico, cioè, lei mi diceva come questi soldi, quando io li vedevo, dicevo da dove arrivano questi soldi. Lei mi diceva a volte che arrivavano dall'ex presidente che l'aiutava e della famiglia. Allora, signora, esattamente, se c'è qualcosa da precisare rispetto a quello che ha già Sì. detto, Ruby cosa le diceva dei suoi rapporti con Silvio Berlusconi? Lui una volta si è messa anche a dirmi che ballava e faceva sesso e poi ironicamente l'ha detto, non l'ha mai confessato, proprio dichiarandomi, essendo che lei odiava il mio lavoro da ballerina, credo che non si permetteva di dirmi la ragazza. Guardi, facciamo così, perché noi non c'eravamo, ce lo deve un po' raccontare come gliel'ha raccontata Ruby, perché se noi non Anch'io vorrei sapere c'eravamo la e per verità. cui ci dica bene che cosa le diceva. Lo so, è quello che voglio scoprire anch'io oggi, io ho scoperto tutto tramite interviste, veramente, il giudice. Signora Pasquino, lei non deve scoprire niente, nel senso che il Tanto suo io ruolo no. oggi è molto più semplice, cioè si deve limitare a raccontarci quello che le ha detto esattamente Questo. Ruby, Questo con un po' di dell'ex- particolari perché detto così non riusciamo Allora, a capire. praticamente lei al telefono una volta, scherzando, in casa non mi parlava mai dell'ex presidente perché lei mi piangeva sempre veramente per questo ragazzo Nico. Telefonicamente una volta ho detto Ruby, ma dove sei? E lei mi ha detto ironicamente, mi ha detto Katia, sono dall'ex presidente e le ho detto ma che stai facendo lì? E mi fa lei, adesso ballo, poi mi spoglio e faccio sesso. Ho detto ma sei scema? Le ho detto Ruby, mi fa lei, ma va, sto scherzando Katia, e basta, è finita lì la chiamata. Questa è l'unica volta che le ha L'unica parlato volta- di Silvio sì, Berlusconi. mi ha detto solamente che l'aiutava, non ho mai detto altre cose, solo al Economicamente. telefono una volta. Le ha detto se gli dava dei denari, dei soldi? Sì. Ecco signora, poi torneremo sul tema delle interviste e con spirito di garanzia io le chiedo questo. Lei ha reso una serie di interviste a vari giornali, io le ho, come dire, consultate e le ho lette e adesso le trovo, nelle quali è un po' tornata su questi profili. Allora, le parole esatte di Ruby per telefono furono quelle che lei ha detto in questa sede di fronte al Tribunale di Milano. Così ho detto. Così ha detto. E poi smentiva. Nelle interviste successive, quindi lei eventualmente avendo detto cose diverse, non ha detto la verità, cioè la verità è quella che ha detto in questa Pubblico sede. Ministero, la interrompiamo subito, Pubblico Scusi, Ministero, Presidente. perché questo è un processo penale in cui Questo se lo so. lei intende fare delle contestazioni
le fa con i modi previsti e questi modi non comprendono il rilascio di dichiarazioni in sede di interviste a giornali, riviste o stampa. Presidente, che è un processo penale le assicuro che lo so bene, prendo atto del suo richiamo. Qua ho tutte le interviste, avevo anticipato uno spirito di garanzia, allora saranno i signori difensori a contestare eventuali contraddizioni della signora Pasquino, che ha reso nelle interviste, evidentemente. Io volevo Aspetti la domanda perché per ora non c'è stata. Allora, la domanda è la seguente. Lei, in varie interviste che ha reso, fra l'altro al quotidiano Il Fatto Quotidiano, ha avuto modo di rettificare questa dichiarazione, cioè di renderla in maniera diversa rispetto ai rapporti Ruby-Silvio-Berlusconi? È irrilevante quello che la signora ha dichiarato ai giornalisti. Ciò che importa è quello che la Testi dichiara oggi a questo Tribunale. Perfetto. A meno che, Pubblico Ministero, lei rilevi delle contraddizioni o delle discrasie con dichiarazioni che la testimone ha reso nella fase delle indagini preliminari o alla Polizia Giudiziaria o direttamente al Pubblico Ministero. No, vado avanti nell'esame. Perfetto. Lei ha potuto personalmente rilevare se Ruby avesse disponibilità di denaro, cioè ha visto soldi in mano a Ruby nella disponibilità di Ruby? Sì. Sì? Sì. Che cosa e quanto ha visto? Cioè quanti soldi ha visto? No, quello non li contavo sinceramente, però ne ho visti. Ma ci può quantificare grosso modo? Anche 5.000 euro ho visto. Cioè lei ha visto 5.000 euro in contanti? Sì. Durante il periodo della coabitazione? Sì. Inteso per volta? L'ha visto una volta, due Una volte, volta 5.000 sola. euro in tutto? Una Non abbiamo volta sola. capito? No, una volta solo ho visto questi 5.000 euro in contanti. Ci può spiegare come Dopo l'ha visto, 15 quando giorni l'ha che è venuta a visto? vivere a casa mia, lei mi ha detto devi aspettare 15 giorni che mia mamma mi mandavano i soldi per aiutarmi a pagarmi l'affitto e poi alla fine non me l'ha mai pagato perché li spendeva a shopping. Le disse da dove provenivano questi soldi? Ribadisco, a volte ha detto che arrivavano dai suoi genitori, a volte dall'ex presidente che l'aiutava. Lei ha mai accusato Ruby di averle rubato dei soldi? Sì, sì. Sì. Quanto e perché? Cioè 3.000. il fatto del furto. Allora, Lo racconti? praticamente avevo visto tanto questi soldi che gli giravano. Io, essendo che era seguita, la ragazza una volta è stata scippata, io ho detto Ruby, visto che vai sempre in giro con questi soldi, per cortesia trovati una sistemazione, essendo che non mi stai neanche aiutando, io sono nei casini con l'affitto, per cortesia trovati una sistemazione. Io ho messo da parte come soldi a ballerina per pagarmi i debiti dell'affitto. Io giustamente non pensavo mai che una persona che avesse i soldi mi derubasse a me. Io giustamente non pensavo mai, sapevo dove mettevi i soldi Ruby, non mi è mai sparito nulla, cioè assolutamente. Poi il giorno, la mattina che lei doveva partire, aveva detto che partiva a Catania, aveva già tutta la roba sistemata. Quando ero ragazzi io sono andata a fare colazione dietro il bar che dovevo andare a lavorare, dopo un'ora la Ruby io non c'ero più a casa, mi ho trovato la porta sbalancata e i soldi del cassetto che non c'erano più, dove c'era anche il mio cellulare che non c'era più. È sparito anche il cellulare. Da lì Ruby non l'ho più vista. Quindi ha pensato che fosse stata e c'era lei. solo Ruby, è sparita pure Ruby. E Ruby sparisce dalla sua abitazione? Sì, sparisce. Lei quel giorno fece denuncia? Io prima l'ho avvisata, perché essendo detto Ruby per cortesia, dammi i soldi gentilmente, i soldi che mi hai rubato, se no vado in questura e ti denuncio. Lei ironicamente come al solito, a non credere, mi fa tu non mi fai niente. Va bene, ho detto dopo un po' lo richiamo ancora, dopo un paio di giorni, Ruby ti raccomando, ti prego, aiutami con i miei soldi, di ridarmi almeno quelli miei. Lei cosa fa? Vai dall'Elemora che ti dà i soldi che tu hai rubato. Io vado dall'Elemora, l'Elemora mi ha detto denunciala che è una pazza. Io? L'Elemora mi ha detto denunciala che è una pazza. Quindi l'Elemora le disse di denunciarla. Sì. Lei il 27 maggio risulta aver effettuato una chiamata al 113. Sì. Ecco, riferisca al Tribunale i fatti del 27 maggio. Scusi un attimo, Pubblico Ministero, questo furto, quando Ruby va via da casa sua? Era successo che mi aveva derubato 10 giorni prima, era maggio, il 1° di maggio. Io l'avevo avvisata per una settimana e di continuo a chiamarla, avvisare la ragazza prima di andare in questura.
Io ho detto, io vado in questo a denunciarti, e lei mi ha detto, ironicamente, mi fa, non mi fai niente. Vabbè. Quindi, scusi, la domanda del PM era il 27 di maggio, lei chiama la polizia. Sì, chiamo la Perché polizia la chiama? perché io sono andata col numero di telefono per denunciarla e mi ha detto la polizia, guarda, con questo numero non riusciamo a rintracciarla, se dove la vede sul posto chiama il 113, così io ho fatto. E dove l'ha vista? Esatto. Davanti Dove al l'ha centro vista? estetico, un centro estetico che si stava facendo mani, piedi, Ma dove? e in Corso Buenos Aires, di fronte al bar dove ero io, dove andavamo sempre io e Ruby, sinceramente. Lei con chi era? Era sola o con qualcuno? Con una mia amica, Come si chiama? si chiama Mary Katia Novaro. Maria Katia Mary Katia Novaro. Novaro. Chi chiamò materialmente il 113? Lei o la sua amica? Io. Lei è venuta con me. Allora, abbiamo la trascrizione della telefonata del 113, signor Presidente, e qui sembra parlare probabilmente la sua amica, dice, posso? Circa una settimana fa io e la mia amica abbiamo ospitato, 2 settimane fa abbiamo ospitato una clandestina a casa, però non sapevamo che fosse senza documenti e comunque ci ha derubato di 3.000 euro più gli oggetti. Allora, qui voi definite clandestina Ruby. Come facevate a sapere? Perché è normale, dicono prima di denunciarla la persona che non sapevamo chi era, ci dicono guardi che questa qui non c'ha un nome, ruba cuore, è impossibile, l'ispettore denunciala quando la vede sul posto. Allora a questo punto è normale che pensa che sia una clandestina la ragazza. Quindi Cioè, era una sua ipotesi? mi Sì, pare era una di mia capire. ipotesi, sì. Il clandestino l'ho chiamato di tutti i modi. Lei L'ho ha- derubato per mezzo della strada. Lei ad un certo punto, a pagina 5 del verbale di trascrizione della telefonata al 113, dice, pagina 5 in fondo, Pasquino Caterina, dice veramente c'ho paura, dice di avere paura di Ruby. C'è una ragione per cui lei dice questa frase? Ma quando non ho capito, mi scusi. Dice di avere paura di Ruby. Perché doveva aver paura di Ruby? Perché Ruby, te lo ribadisco, mi ha detto sempre ironicamente che mi fa, cioè scherzava, no? Che mi diceva, io ti faccio non mi fai niente con le denunce, poi là poi, essendo che lei mi diceva questa cosa del premio, io non capivo se veramente fossi vera. Essendo che non ho mai visto nessuna chiamata di lui, non ho visto nessuna cosa veramente in casa di diverso, perché veramente questa ragazza mi portava proprio alla disperazione per questo ragazzo di Nico. Lei veramente soffriva con questo ragazzo, non capisco. Sì, ma a che cosa era dovuta la paura per questa ragazzina, per questa Le ragazza? paure sono tante paure, io denuncio la persona, è normale che ho paura. Va bene. A pagina 10 del verbale di trascrizione della telefonata al 113 del 27 maggio 2010, lei parlando con l'operatore dice ieri, ascolti un attimo, m'ha chiamato questa Mami. Mami. Chi è Mami? Mi scusi, non ricordo. Pagina 10. Dia lettura No. Subito. un po' prima e un po' dopo. Assolutamente. Stia a sentire. Pasquino Caterina, no perché però m'ha detto il commissariato, quando la becchi, essendo che non sai da dove arriva, VM1, Pasquino Caterina, fai il 113 che intervengono loro, però incomprensibili voci sovrapposte, VM1 va bene, Pasquino Caterina, ieri, ascolti un attimo, m'ha chiamato questa Mami, fonetico, Pasquino Caterina, e gli ho detto, mi fa, dove c'è scritto che lei ti deve dare i soldi? Gli ho detto, innanzitutto io l'ho ospitata per una sera e mi ha derubato tutto, ho detto io, tu come ti permetti di chiamarmi a metterti in mezzo quando non sai niente di questa ragazza? Perché noi il tempo si vede che lei ha visto dove prendevo i soldi. Chi è questa Mami? Mami è quella del centro estetico. Perfetto. Dove lei ha visto poi, Sì, la Ruby. ma Ruby e Mami erano amiche? Ah, questo non lo so. Ma Mami l'aveva chiamata? Mami sì. A lei, Sì. signora Pasquino? Sì, sì. E fu Mami a dirle che quella mattina c'era la Ruby lì? O lei l'ha vista per caso? No, io sono andata lì perché essendo che frequentavo molto spesso questo centro estetico, essendo che andavamo molto spesso anche in questo bar di fronte, perché io vado anche adesso in questo bar, e c'era questo centro estetico, io sapevo che era anche lì. Quindi io ero lì, ma l'ho incontrato, io ho creato subito la volante, è stato un motivo in più. Signora Pasquino, lei conosce da Concesao Dos Santos Oliveira Michel, da Concesao? Sì, E che rapporto ha con lei?
Con lei è tranquillo, io sono stata insultata il 27 maggio da lei, ma ha chiesto scusa. Perché l'ha insultata il 27 maggio? Quando vi siete viste o sentite? Noi ci siamo intraviste una sera per lei che mi volesse chiedere scusa perché non sapevo chi ero io, la ragazza che aveva insultato, e io ho detto ok, va bene, non mi sono neanche interessata sinceramente, perché chiaramente che ero in mezzo con quello che mi ha provocato Ruby, ero in mezzo a una strada, sinceramente non mi interessava proprio di nulla di queste cose qua, assolutamente. Io ho detto vabbè, ti perdono, vabbè, non fa niente. Ma lei l'aveva conosciuta prima, la Michelle? Sì, la Michelle l'ho intravista che facevi nelle discoteche, era immagino, una ragazza. Eravate che era... amici, amiche? Amiche, non so. Conoscenti? Ah, conoscenza è una cosa. E le risulta che da Conceição dos Santos Oliveira Michelle conoscesse Ruby e si frequentassero? Questo l'ho scoperto tutto il 27 maggio, io ho scoperto tutto dal 27 maggio, ho avuto gli insulti, non ci credevo neanche. Quando l'1 novembre è successo lo scandalo, io da lì ho scoperto dove viveva, il padre chi era, io ho scoperto tutto. No, però da lì. aspetti signora, al di là di quello che lei ha letto sui giornali o ha sentito in televisioni, lei ha avuto modo di sapere che la Michelle, e da qui in avanti per Michelle intendo de Conceição, de Oliveira, cioè dos Santos, e la Ruby si conoscessero? No. Lo ha saputo quando questo? L'ho scoperto il 27 maggio. Quando Il 27 maggio. E le risulta che Ruby sia andata a convivere con la Michelle? No, questo non sapevo a niente. Vivere Dopo. Insieme nella stessa casa? Lo ha saputo dopo? Tutto dopo. Lei, in base al rapporto che aveva con la Michelle, le risulta che la stessa conoscesse Silvio Berlusconi? Michelle? No, assolutamente no. Assolutamente. Dai dati Avevo forniti messaggini. dai gestori telefonici, ovvero dall'analisi dei tabulati pertinenti alla sua utenza cellulare recante numero 320 31 67078, conferma? È il mio numero? Se non lo sa lei. Emerge che il 27 maggio 2010 alle ore 17.03 lei abbia chiamato da Conceição dos Santos Oliveira Michelle con una conversazione di 273 secondi, e cioè prima che lei chiamasse il 113 alle ore 18.02 per denunciare Ruby. Vuole chiarire per quale ragione lei chiama la da Conceição Michelle alle ore 17.03 del 27 maggio 2010 intrattenendovi una lunga conversazione? Ha capito la domanda? No. Cioè lei alle 5 chiama Michelle. Ma dopo il giorno della... Sì. Il 27 maggio si ricorda Sì. di aver chiamato Michelle alle 5 del pomeriggio. Non se lo ricorda? Cioè dai tabulati, ma lei aveva rapporti telefonici con Michelle? Con Michelle, dopo che mi ha chiesto il fatto del 27 maggio, mi ha insultato, il giorno dopo non so se mi ha chiamato, non mi ricordo adesso, giudice, veramente, non ho. No, non dopo. Il 27 Il 27, di maggio. Che sono stata insultata quel giorno lì che mi ha chiamato Michelle. Sto dicendo, sì, quello lì, sì. Perché l'ha insultata? Non lo so, io pensavo che fosse, non sapevo neanche che era Michelle, infatti sto dicendo che lei mi ha chiesto scusa dopo un paio di mesi. Ascolti, guardi che noi non c'eravamo, ci deve spiegare un attimo ma perché anch'io. sennò non riusciamo a Ok. capire. Allora, lei quel giorno parla con Michelle. Quando parla con Michelle si rende conto che sta parlando con Michelle? No, perché non avevo neanche il numero di Michelle, io ribadisco, io non avevo un'amicizia con Michelle che uscivamo. Quindi ci parla sentivamo. con una donna che la Mi insulta. insultano, A sì. che proposito? Cioè, com'è che avviene questa conversazione? C'era scritto così nel messaggio che aveva letto la persona che mi ha sentita, ti facciamo il culo, scusa le frasi. Io le ho detto, io pensavo che era un altro scherzo di Ruby, come faceva gli scherzi, io non ci ho mai creduto. Poi Michelle mi ha raccontato Quindi non avete parlato al telefono, ha ricevuto un messaggio? un messaggio, me ne sentite insultare tutte donne lì vicino, ma non so chi erano dall'altra parte del telefono, io come faccio a vedere? Io ho sentito solo degli insulti. E infatti poi la Michelle mi ha detto Quindi che le ha era- telefonato una persona che l'ha insultata per telefono, dicendogli ti faccio il culo? Sì, e poi l'ha scritto tramite messaggio. E poi le l'ha anche scritto, Sì, mi ha poi ha mandato i detto, messaggi. E ha scoperto dopo, quando non abbiamo È un capito, paio di mesi ho scoperto che la dopo Michelle un mi ha paio di chiesto- mesi ha scoperto che era la Michelle. Sì, perché ad avere- Michelle aveva capito chi ero io, le mi ha chiesto scusa. E questa cosa avveniva attorno alle 5 del pomeriggio del 27 di maggio? Mi ricordo questo, era una bugia. So che mi ha chiamato Michelle e mi ha detto così, mi ha insultata, sì. In data 27 maggio 2010, signora, dall'analisi dei tabulati risultano altri e numerosi contatti tra lei e la da Conceição dos Santos Oliveira Michelle,
e segnatamente alle 17.52, alle 20.21, alle 22.29, alle 22.32, alle 22.33, alle 22.43, alle 22.43, alle 22.43, alle 23.43, sono più tentativi ovviamente. Ma sempre del 27 maggio? Assolutamente, signor Presidente. Ma con chi, scusi? Da Bulati, Con Michelle. in uso a Io? Pasquino Caterina. Sì, signora, io ce li ho qua per i signori difensori e per il Tribunale innanzitutto, ove necessiti, ma sono agli Questo non atti. ricordo veramente di averla, volevo sapere che l'ho sentita, ma non ricordo veramente. Io Allora- so che l'ho sentita insultandomi, mi ricordo quel momento e il messaggio. Poi volevo sapere che mi hanno chiamato, ma io non attaccavo. Ascolti, facciamo così, perché forse magari se si ricala un momento a quel giorno, tenga presente che alle 5 del pomeriggio le arrivano questi insulti telefonici. Lei l'aveva già vista, Ruby, nel centro estetico? Eh sì, l'avevo denunciata la sera prima, no? Il 27, la notte. Vede che si sta confondendo, non sta attenta a quello che le stanno dicendo. Il 27 di maggio, alle 6 del pomeriggio, chiama il 113. Sì. E questo è sicuro, perché Sì. c'è la conversazione Sì, che è sì, stata sì, registrata, sicura capito? anch'io. Sì. Alle 5 del pomeriggio, cioè un'ora prima della sua telefonata al 113, un'ora prima della sua chiamata alla polizia, riceve, o comunque c'è una conversazione tra lei e il numero telefonico della Michelle. Vuole sapere il pubblico ministero che cosa vi siete dette in quella conversazione lì? Poi dice il pubblico ministero che ci sono stati anche tanti altri contatti. Esattamente. Alle 17.52, cioè pochi minuti prima della sua telefonata al 113, alle 20.22, alle 22.32, 33, adesso non posso ricordarlo vuole tutti a li memoria. ricordo io. Comunque, quel giorno ci sono stati tanti contatti. Lei ricorda per quale motivo aveva parlato con la Michelle Non ricordo quel giorno? Assolutamente, io ricordo queste cose veramente, quello che vi ho detto, non ricordo altro. Non mi ricordo le altre chiamate veramente, lo giuro, non ricordo. Il punto è il seguente, la invito a fare mente locale, a concentrarsi. Vorremmo capire, lei il 27 maggio, dopo la telefonata delle 18.02 alla polizia, ha avuto modo di informare Michelle che era intervenuta la polizia su Ruby perché lei l'aveva chiamata? Cioè disse a Michelle quello che era successo il 27 maggio? No, come faccio a dire una cosa del genere? Perché non sapevo neanche che c'era Michelle lì con la Ruby, io l'ho scoperto da quando l'ho denunciata. Che mi hanno insultato, poi la Michelle... Cioè io signora le ho letto una serie di contatti, lei quel giorno, guardi, chiama la Michelle, gliel'ho già detto alle 17.52, poi alle 18.02 chiama la polizia, poi alle 19.15 lei chiama Addes Fabrizio, o meglio è chiamata da Addes Fabrizio, poi riceve tutta una serie di altre telefonate, il 27.5.2010 alle 20.21 e 19 secondi, 20 e 21 e 19 secondi, lei sta 684 secondi al telefono con la De Concesao, chiamandola, è lei che chiama Michelle. È una lunga telefonata. Io le domando, di cosa avete parlato in queste conversazioni? Può rifletterci un attimo, perché... Non se lo ricorda? Lo giuro, non mi Scuote la testa la testimone per il verbale, Ha perché detto anche sennò lo giuro, ma ha già giurato. Di nuovo, signora, lei richiama, no? Viene richiamata il 27/5/2010 alle Sì, 22:29 da Michelle Sì. e sta 123 secondi al telefono. Poi lei chiama alle 22:32 e ci sta 39 secondi. Poi richiama alle 22:33, cioè un minuto dopo, e ci sta 51 secondi, poi c'è un tentativo di chiamata alle 22:43, un altro tentativo di chiamata subito dopo, un altro tentativo di chiamata subito dopo, lei tenta di chiamare Michelle, e di nuovo alle 22:51 lei chiama Addes Fabrizio e ci sta 265 secondi al telefono. Poi ci sono tutta una serie di altre conversazioni, fin quando
il 27 maggio 2010 alle 23:43:52 lei richiama Michelle e sta 91 secondi al telefono. Poi la mattina del 28, cioè la notte in realtà, perché siamo a 00:19, c'è un tentativo di chiamata, cioè lei tenta di chiamare Michelle, di nuovo un altro tentativo di chiamata, di nuovo un altro tentativo di chiamata e di nuovo un altro tentativo di chiamata. 1, 2, 3, 4 tentativi di chiamata che lei fa, signora Pasquino, alla Michelle il 28. A che cosa sono dovuti tutta questa pletora di contatti tra lei e la D'Aconsessao? Quella notte. Possibile che non se lo ricorda? Io, più di avermi ricordato che mi hanno fatto queste cose qui al telefono, mi hanno detto che mi facevano nel culo. Così. Non sentiamo niente. Io mi ricordo veramente queste cose qui, del fatto che lei mi diceva al telefono, io ti faccio, però ho scoperto dopo che era lei, non è che ho scoperto subito che era lei tramite i miei SMS, io non mi ricordo altre cose veramente. Guardi che però è lei che ha chiamato la Michelle, questo non viceversa. Non lo so veramente, non mi ricordo, lo giuro, vorrei ricordarmi anch'io di che cosa parlavo. Ma lei, i fatti del 27, cioè che aveva chiamato la polizia e che la polizia era intervenuta su Ruby, l'ha detti a qualcuno quella sera? Ha riferito quello che lei aveva fatto, l'iniziativa presa a qualcuno? Sì. Chi l'ha riferito? Alle mie amiche che erano con me. Cioè chi sono? Katia Novaro, che è stato quel giorno che è venuta con me in questura, che comunque è stata Ruby, perfetto, e un'altra ragazza. Chi è? Si chiama Lucia, il cognome non lo so. E queste persone avevano rapporti con Lele Mora? No. Lei riferì della telefonata fatta in questura alle 18:05 a Lele Mora? Lele Mora? Lei disse a Lele Mora che aveva denunciato Ruby? Sì, gliel'ho detto dopo a Lele Mora. Sì. Lo aveva già quando? detto, ma volevo circoscrivere. Quando gliel'ha detto? Gliel'ho detto dopo 2 giorni a Lele Mora. Dopo 2 giorni? L'ho presa tranquillamente la cosa io. Perché mi sembrava che era maggiorenne vaccinata, mi ha derubato una ladra e io ho denunciato giustamente. E non riesce a ricordare se poi ha sentito o ha incontrato Michelle dopo il 27 maggio? Sentito o anche incontrato e parlato con Michelle? No, incontrato e parlato, no. Sentita, io mi ricordo quella frase lì e l'ho rivista dopo tanto tempo, dopo tanti mesi, cioè ma a chiedermi scusa che era lei a scrivermi queste cose qua. Questo non mi ricordo, peccato per quello che mi diceva lei, io o lei. Quindi non riesce a essere più precisa sul tenore delle conversazioni intervenute con la Michelle, cioè se Michelle le parlò di Ruby? No, quello non ricordo. Ricordo quello che lei ha detto il 7 luglio 2010 alla Polizia Giudiziaria, ispettore Vito Albanese. Sì. Il giorno, allora, partiamo da prima, se no non si capisce. Pagina 1 del verbale. In data 27 maggio 2010 in corso Buenos Aires in un centro estetico vedevo la Ruby. Pertanto chiedevo l'intervento della polizia. Il giorno dopo ricevevo un messaggio sul mio telefonino dalla nostra, aperta parentesi, mia e di Ruby, chiusa parentesi, conoscente Michelle, scritto Michel, tra virgolette, ragazza brasiliana, la quale mi minacciava per i fatti accaduti il giorno prima. Poi dopo alcune ore mi mandava un altro messaggio dove si scusava con me in quanto aveva capito che Ruby aveva detto un sacco di bugie in merito ai fatti. Inoltre aggiungeva che grazie all'intervento di alcune donne questo, l'ultimo pezzettino è sempre un'altra circostanza, non riguarderebbe la domanda. Io ho domandato che cosa le aveva detto Michelle e sta riferendo che cosa le ha detto Michelle, poi faccio quello che mi dice il Tribunale, mi autorizza a finire la contestazione. Inoltre aggiungeva che grazie all'interno di alcune donne è riuscita a farsi affidare a loro ed andare via dalla questura seppur non ha documenti personali con sé. Quindi sembrerebbe che è Michelle a dirle queste cose, se ho capito bene. Ha capito, signora Pasquino? Se lo ricorda? Adesso come l'ha letto, credo di sì. Se lo ricorda?
Sì. Quindi la conferma questa dichiarazione dopo averci Sì. riflettuto? Lei conosce Passaro, non saprei dire, Antonio? Sì, Che lavoro fa? lui so che studia per avvocato. Ma ha un mondo anche, diciamo, nella vita notturna milanese, night, ballerino, queste cose qua, che lei sappia? Night no. Night, Ballerino sì. Ah, ecco, allora ce lo dica, perché uno studia legge. Beh, un night è una cosa, credo che ballare Vabbè, un night. nel mondo dello spettacolo, la metta lei, fa il ballerino. Sì, so che faceva il ballerino, adesso non so cosa fa. Le risulta che Passaro Antonio conoscesse Ruby? Sì, Erano amici, conoscenti, si fidanzati? frequentavano. Non abbiamo capito, un avvocato che fa il ballerino? In che senso? Che andava a ballare nei locali o che So si che esibiva? studia e poi so che no, non è avvocato, attenzione ancora. Però so che anche Sentiamo male evidentemente, No, parli non bene al volevo dire. microfono, perché mi Ho ha detto che fa lui l'avvocato. studia per avvocato, però lui fa anche faceva anche il ballerino nel passato. Quindi si esibisce proprio. Si esibiva, sì. Ha detto, signora Pasquino, che Ruby e Passaro si conoscono. Guarda il tribunale, che Sì. è sempre meglio. Si conoscono. E ha detto che rapporto avevano? Giri il microfono così. Che rapporto avevano? Si Amicizia, sentimentale, erano fidanzati? Si frequentavano. Sì, però io non sono nel gergo, non so cosa vuol dire si frequentavano. Uscivano, si frequentavano, una storia. Ah, avevano una storia. Una storia, come Nico. Come? Come Come anche Nico. Come Nico. Sì, finiva da uno e andava dall'altro. Le risulta che Passaro Antonio frequentasse o conoscesse Montoya? Lei conosce Montoya Jenny? Chi è Montoya? Gli domando, io a lei. No. Lei conosce? Garcia Polanco Maria Ester, la conosce? No, De Vivo Concetta, la conosce? no, Non le ha mai sentite? mai. Lei ha mai avuto contatti telefonici con Passaro Antonio? Lei, signora Pasquino? Sì, E per quale ragione? Le testimone non può essere ripresa. In fondo all'aula cosa stava facendo? Si fa un po' fatica. Prego, pubblico Grazie, ministero. signor Presidente. Lei ha avuto rapporti telefonici con Passaro Antonio? Sì. Contatti? E Sì. dovuti a che cosa? d'amicizia, parlavamo di tutto. Anche di questa storia che è stato anche vicino Antonio, perché mi ha visto nelle condizioni veramente pietose e lui cercava di farmi capire, io di capire cosa stava succedendo in questa storia. Le risulta E come che... mai non mi è stato detto la verità? Come? Come mai non mi è stato mai detto la verità? Da Ruby si Da Ruby, riferisce sì, lei. sì. Le risulta che Passaro Antonio e Michelle Dos Santos Oliveira da Concesao si conoscessero? Sì. E sa per quale ragione? Erano amici, si frequentavano? No, io so che si conoscevano come conosceva me. Così io so. No, però non aveva il rapporto che avevamo io e Antonio Passo, cioè d'amicizia. Dai tabulati telefonici pertinenti l'utenza mobile in uso a Elma Rucca Rima intesa Ruby, recante numero 348 9924 484, risulta che tra la suddetta minore e lei, signora Pasquino Caterina, il 9 marzo 2010 alle ore 1:51 alle ore 2:52 siano intercorsi numerosi tentativi di chiamata, nel senso che lei ha chiamato ripetutamente Ruby per circa un'ora consecutiva. Le ho dato l'arco. Lei perché il 9 marzo 2010 alle 1:51 tentava ripetutamente di contattare la Ruby? Dov'era Ruby? Ruby a volte mi diceva anche che usciva di casa, io dormivo, non la vedevo più, io la chiamavo di continuo per vedere dov'era, giustamente. Cioè ci raccontavamo tutto, cioè come la sorellina era a casa con me. Sì, però capisco che fate un po' di vita notturna, però alle 1:51... Io ho avvocato, cioè scusi, io veramente lavorando Io di sarei notte, pubblico io ministero, anche di veramente, notte oh. mentre io dormivo, lei andava No, via, tutt'altro. veramente. Io non so veramente la vita Però che io sono il conduce. PM. Come sanno il PM e hanno visto che sono stata seguita, io non ero mai con Ruby, ne uscivo mai, solo il pomeriggio uscivo con Ruby a bere un caffè quando mi svegliavo. Sì, no, ma guardi, è molto più facile qua. Vorrei semplicemente sapere come mai, se lo ricorda, il 9 di marzo l'aveva chiamata insistentemente per un'ora senza Ma evidentemente... sempre la chiamava Ruby, lei chiamava me, io chiamavo lei, sempre. Cioè non è che la chiamavo per un punto di riferimento,
Come me mi chiamava sempre il suo ex per dirmi guarda che Ruby è venuta a casa, mi ha impompato a casa. Cioè io Ruby la chiamavo anche per questi motivi qua, perché andava a rompergli le scatole all'altro ragazzo ed ero torturata io. Bene, signor Presidente. Dall'analisi dei tabulati telefonici pertinenti alla suddetta utenza mobile in uso a El Marucca Rima detta Ruby, risultano frequenti contatti della utenza di Ruby con la utenza cellulare 393 8803 120 che risulta intostata alla società Dani e French di Letto Daniele, società che gestisce il bar birreria denominato Madigan's Pub di Corso Sempione 236 in Milano. La sua utenza mobile, la sua della signora Pasquino, risulta a sua volta avere frequenti contatti con la predetta utenza del Madigans. Madigans. Che cos'è? Madigans? Sì, è un bar. È un bar. Lei conosce il titolare di questo bar? In Corso Sempione? Lo frequenta? In Corso Sempione? Sì. Corso Sempione 236, le dico anche l'indirizzo. Come si chiama? Scusa? Madigan's Pub. Non le dice niente? Non le dice niente. Poi non le dice niente. No. No. Allora, possiamo andare avanti. Dalle indagini svolte da questo ufficio e dalle risultanze investigative acquisite, emerge che lei, signora Pasquino Caterina, in data 18 gennaio 2011 abbia tentato di contattare l'ispettore Vito Albanese del commissariato di PS Monforte Vittoria, che l'aveva assunta a SIT il 7/7/2010, Sì. e poi che in data 19 gennaio 2011 all'ispettore Albanese sia pervenuto un suo SMS, suo della Pasquino, del quale, con il consenso delle parti, penso che non abbia... Ma magari lo ricorda, lei perché contattò l'ispettore a gennaio del 2011, lo ricorda? Gennaio 2011? Per il fatto che lui aveva descritto del sesso che ho richiamato a lui, che Per io il non ho mai- fatto che? che lui mi aveva interrogato, è uscito l'articolo del sesso, lei, la Ruby, che io ho ammesso che lei facesse del sesso. Io non ho mai detto una cosa del genere, ironicamente la ragazza me lo raccontava, ma non ho mai ammesso una cosa del genere, perché su tutti i giornali sono uscite Katia Pasquina ha ammesso che ha fatto sesso per l'ex presidente. E allora ha chiamato l'ispettore? Eh sì, a dirgli come mai si è permesso di scrivere una cosa del genere che io non ho mai detto, però non so se l'ha detto lui giustamente è stato sempre gentile l'ispettore con me. Ma, signora Pasquino, ora lei darà i chiarimenti al Tribunale per come riterrà nella sua responsabilità. Certo. Lei però prima, a domanda, ha detto che Ruby per telefono le aveva detto che aveva avuto rapporti sessuali con Silvio Berlusconi. Eravamo tutti presenti. È corretto? È corretto? Sì. Non faccia cenni però, aspetti, avvocato, la faccia rispondere. Sì, no, ma scusi, ma lei deve completare, perché Ecco. ha anche spiegato che l'aveva detto ironicamente. No, L'abbiamo sentito appunto. tutti. Allora, io però mi rivolgo al Tribunale, volevo finire la domanda, signor Presidente, senza polemiche, con calma e pacificamente. Allora, vorrei capire se Albanese ha correttamente verbalizzato questa frase, perché lei manda questo messaggio ad Albanese? Ma che messaggio ha mandato, scusate, perché il Tribunale non ha ancora capito. Non lo so io. Lei che messaggio ha mandato all'ispettore Albanese? Conosciamo? C'è il consenso di introdurlo da Io ho parte della preso difesa. il consenso, Non mi- però ne posso dare lettura prima? Grazie. Così prima- Legge. Allora, alle ore dopo il tentativo di chiamata che ho prima detto, signor Tribunale, alle ore 10:52, è una relazione di servizio che fa Albanese, faccio la premessa, che è del 19 gennaio 2011, ed è questo l'atto che dobbiamo produrre, che spiega che prima c'è stato il tentativo di chiamata, lui non risponde perché riconosce il numero della Pasquino, alle ore 10:52 odierne, 19 gennaio 2011, lo scrivente riceveva dalla Pasquino Caterina, sempre sulla medesima utenza telefonica, il seguente SMS che viene integralmente qui di seguito trascritto. Aperte virgolette. Ma cosa c'entro io con tutte se escort? Lei mi diceva 1000 bugie, sia dal vivo e al tel, e io la prendevo in giro perché non la credevo, ma non mi aveva mai detto di esserci andata a letto con il Presidente. Mi dice che i soldi glieli dava suo papà. Poi il Presidente, troppe bugie sentivo da lei e non vedo il motivo che sono in mezzo a sei cose. Io quello che diceva a tutta Milano e quando lei mi chiamava la prendevo in giro, infatti sono stata derubata e ho perso casa, mi stanno aiutando amiche e amici per vivere. Veramente, Vito,
che è il nome di Albanese, sto soffrendo, ho ospitato una falsa, aiutato e per lei ho perso tutto e sto soffrendo, non so chi ha messo su internet i numeri di Tel. Stanotte ho avuto minacce, io sono stata troppo sincera e ingenua, fidati, loro almeno i soldi ce l'hanno da quello che leggo dai giornali, io invece ho perso tutto e nessuno mi aiuta. Veramente io la verità dei fatti non la so, io so le falsità di quello che mi diceva lei, se credere o no. Vi prego veramente lasciatemi in pace, io mi sono tutelata, ma neanche quello la legge, non avete pensato di farmi udienza per avere soldi e danni morali, io posso essere sotto controllo, io non ho nulla da nascondere, perché la verità sto cercando di capirla anch'io, vorrei morire, mi ritrovo senza soldi, senza lavoro e senza casa. Virgola, grazie, ciao. Questo è il messaggio che Se lo ricorda di aver scritto questo messaggio all'ispettore? Mi ricordo di averlo detto anche a voce. Parli bene al microfono? Mi ricordo di averlo detto anche a voce questo all'ispettore. Sì. Allora, perché l'ispettore mi stava anche vicino per lo fatto dello sfratto, perché ero in mezzo a una strada, giustamente. Lui è stato gentilissimo. Io veramente gli ho detto non sapevo di queste cose, perché sono stata portata in questura. Mi ha detto vieni, se no ti porto, se no ti vieni a prendere la questura in casa. Ho detto io non ho niente da nascondere, andiamo. Villa Giuseppe ho portato. Io veramente da lì quando mi hanno detto chi è la Minetti, a me sinceramente non sapevo neanche chi era la Minetti. Io ho scoperto tutto lì e mi hanno rovinato la vita veramente. Ho avuto minacce perché il mio numero è stato pubblicato su internet, non lo so, non riesco a capire neanche per il fatto della denuncia come mai la mia denuncia è stata, quando so che va fatta di ufficio, si poteva ritirare. Non capisco questa cosa qui. Non capisco cosa c'entro io in questa storia, veramente. Dove io veramente sto in mezzo a una strada. Lei che genere di minacce ha ricevuto? Non abbiamo capito. Quella notte lì, quando è stato pubblicato su internet il mio numero, mi hanno detto che mi facevano la pelle. Poche parole. Stai attento a quello che dici. E questo lo può dire anche l'avvocato che mi ha seguito, c'è anche lui che lo dice nelle interviste. Allora, lei in questo messaggio sembra fare riferimento alle dichiarazioni che rese ad Albanese il 7 luglio 2010. Quello mi ricordo anche di averlo detto a voce. Sì, ho capito, ma in queste dichiarazioni il riferimento a ciò che Ruby le diceva, che è stato oggetto di contestazione prima, signor Presidente, quindi è entrato nell'alveo del contraddittorio, cioè che si diceva di essere molto amica del Presidente del Consiglio, con il quale aveva fatto sesso con lui. Sono vero o no? Cioè l'aveva effettivamente rese queste dichiarazioni ad Albanese? Lei era vero che Ruby le aveva detto queste cose? Sì, al telefono, sì. Perfetto. La prima volta, l'ultima che mi ha parlato del Presidente, le altre volte si vantava così, non la credevo. Albanese fu corretto nei Sì, suoi confronti nel prendere le dichiarazioni? Corretto, Lei sì. non ha ricevuto sollecitazione di nessun genere? Dica sì o no? No. Ecco. No, ma perché viene registrato, No, per no. cui se lei scuote solo la testa non No, viene registrata la risposta. l'Albanese ha scritto giusto, sì. Era quello che diceva lei al telefono, la prima volta e l'ultima volta. Benissimo, del resto l'aveva detto anche prima, signora. Senta, il messaggino lo produciamo allora? Non so se i signori difensori hanno già... Io ce l'ho pasticciato, grazie. Possibilmente non stracciata, grazie. Lei è bene chiarire tutto nel rispetto assoluto della verità, guardi veramente. Lei perché aveva il cellulare di Albanese? Perché l'aveva lasciato lui. Sì, l'aveva lasciato lui. Qualunque cosa di chiamarlo, se avessi bisogno. Senta, lei ha avuto una moratoria, dei contatti di transazione, di accordo con Ruby per la questione del furto? Ruby l'anno scorso è venuto a chiedermi scusa, ha ammesso che mi ha rubato, giustamente, e mi ha promesso che mi restituiva i soldi se io ritiravo la denuncia. Con l'avvocato, ha parlato con l'avvocato, si sono messi d'accordo con l'avvocato di Ruby e mi hanno portato Ruby mi ha portato all'avvocato di Ruby per ritirare la denuncia. Io giustamente gli ho detto non vedo niente di firmato, non c'era il mio avvocato, non vedo niente di firmato io e che mi danno i soldi, io non firmo nulla.
L'avvocato di Ruby mi ha detto stai tranquilla che ridiamo i soldi. Io chiamo il mio avvocato e ho detto avvocato io non firmo niente, non ritiro niente perché non c'è nulla da iscritto. Mi fa il mio avvocato stai tranquilla che i soldi vengono ridati, firma. Io ho firmato e l'avvocato di Ruby mi ha portato in questura. Vabbè, e questo l'avvocato di Ruby ha fatto le cose corrette, cioè per la remissione della querela, la pratica nessuna. A me interessava sapere, lei ha avuto dei contatti diretti con Ruby in questa Sì. Ecco, Ruby è stata con me. Ecco appunto. Sì. Che cosa, perché a me non mi interessano gli avvocati, ma le persone fisiche, oggetto del che cosa le sono detti? Quando ci siamo visti a Ruby. Esatto. Io e Ruby quando ci siamo visti gli avevo raccontato perché non mi aveva detto questa storia della sua vita perché non c'era niente da vergognarsi e lei mi aveva detto non volevo, che voglio pensare di aver fatto la bella vita. Poi mi ha detto adesso sto diventando mamma, mi raccontava del suo futuro che stava avvenendo, mi ha detto mi viene a trovare al mio matrimonio, quella come amica, come prima, cioè anzi ha dormito con me, mi teneva la mano, non capisco il gioco perché ha fatto così un'altra volta, la seconda volta, non capisco perché devo esserci io in questa storia. Ma lei di recente ha fatto dei viaggi, è stata a Roma, da altre parti d'Italia? Sì, E che cosa è andata a fare a Roma? io sono dal mio ex. Dal suo ex. Lei ha avuto contatti in riferimento a questo processo? Ha avuto contatti o sollecitazioni di qualsiasi genere, positive o negative, sia chiaro, in relazione a questo processo? Solo negative, non ho avuto nessuno mai contatto con non ho mai avuto contatto con questa gente io ho avuto contatto con i miei avvocati. Non parlo di avvocati, gliel'ho già detto. Lei ha mai parlato con qualcuno di questo processo? A tutti. No? In riferimento alle dichiarazioni che lei abbia a rendere in questa sede, ovviamente. Non ho Se è capito. stata Prima di sollecitata- venire qua oggi, lei ha parlato con qualcuno del fatto che doveva venire qua oggi a rendere la sua testimonianza? Beh, ormai lo sapevano già tutti che io dovevo venire il 26 qua. Sì, E con chi ne ha parlato? con amiche, amici, c'è parecchi. Cioè mi stanno vicine, poverine. Grazie a Dio. Lei conosce Caroppo Stefano? Galoppo? Caroppo Stefano, un signore, una persona? Non lo conosce. No. Senta, torniamo al periodo della convivenza con El Marug Karima. Scusi, non abbiamo capito perché sennò poi ci deconcentriamo, ci inseriamo un momento. Cos'è la questione che lei è la seconda volta che le ha fatto un torto? Eh sì, per me è Cioè? un torto quello Quale? che ho fatto, perché so che la denuncia viene ritirata da ufficio. Non so come mai questa denuncia si è potuta ritirare così, senza aver dato nessun danno, non capisco. Ah, perché alla fine lei non è tornato in possesso dei No, suoi nulla, soldi? nulla, assolutamente nulla. In questo senso, dice? Sì, Era opportuno chiedere. Ascolti, signora Pasquino, nel periodo tra il gennaio e il maggio, quando 2010, lei ha visto Ruby, cioè Ruby aveva dei vestiti lussuosi, disponeva insomma di orpelli, gioielli? ma quando viveva con me? Sì. Sì, si vestiva bene, non gli mancava nulla. Sì. Formalmente Ruby che lavoro svolgeva? Cioè come diceva, lei ha detto che i soldi gli ridavano i genitori e ha detto anche l'altra frase in riferimento a Berlusconi. Che tipo di vestiario, di oggetti erano questi? È in grado di descriverli? Oggetti che si poteva comprare anche lei, che poi tra l'altro ho visto tramite intervista non erano oggetti che si comprava lei, oggetti che costavano poco. Non ho mai visto questi gioielli grossi, sinceramente, ho visto solo Perfetto. più vestiti di marca. Ha visti questi? Sì, i vestiti te ne aveva quanto ne volevo, ogni giorno a comprare era. Ruby le ha mai parlato di acquistare un centro estetico? Sì, Dove infatti io sto dicendo questo, che lei voleva aprirsi un centro estetico che i suoi genitori si dovevano farli aprirli a Milano, in Dove? Monte Napoleone. Quindi i soldi sarebbero provenuti dai suoi genitori? Sì, un po' dai suoi genitori e poi non lo so dove li prendeva. Un po' dai suoi genitori, un E po'? poi dall'ex presidente, come No, lei scusi. diceva. Come ha detto che l'aiutava l'ex presidente. Lo- Ruby le ha mai parlato della volontà di acquistare delle case, una casa? Quello sì, era il suo sogno. No, lasci stare i sogni, a me interessano i progetti concreti, cioè se aveva in progetto
in progetto No. di acquistare una casa. In progetto no, voleva prendersi una casa, sì. Il progetto il suo era comprare un centro estetico. Ruby le ha mai parlato di Emilio Fede, il noto conduttore televisivo? No, assolutamente no. Ruby le ha mai parlato di eventuali rapporti tra Lele Mora e Silvio Berlusconi? No, Ruby le ha mai detto come si svolgevano le presunte serate a casa dell'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il tenore, il contenuto delle quello serate? no, ribadisco, l'ha detto al telefono. Quello che ha detto al telefono ironicamente, lei mi ha detto dove sei, gli ho detto un giorno, lei mi ha detto guarda, sono a casa dell'ex Presidente, che stai facendo? Mi sto spogliando e poi facciamo sesso. Dove io non ho mai creduto, ho detto vabbè, lei mi fa scema, cosa credi? Ribadiscono, lei non voleva che io facessi la ballerina, non potevo credergli. Mi riservo di concludere l'esame in esito ai controesami. Prego le difese. Produco la notazione relativa all'attività di indagine dei PG di cui ha fatto riferimento il signor Procuratore della Repubblica, firma di l'ispettore capo della Polizia di Stato Vito Albanese, che raccoglie al suo interno l'SMS di cui è stata data lettura. Il foglio è contrassegnato in alto a destra da una sigla numerica 26 che però non attiene al fascicolo dell'indagine perché è notazione di questa difesa. Grazie. Prego, avvocato. Buongiorno, poche precisazioni. Ecco, nel periodo che Ruby ha frequentato la sua casa, i contatti telefonici e gli SMS che lei possa ricordare sono stati molto frequenti? Ma io e Ruby? Sì, tra lei e Ruby, cioè tra i contatti telefonici o gli SMS tra di voi? Beh, Ruby sì, certo, sì, sempre ci sentivamo io e Ruby. Quindi vi sentivate spesso? Sì, sì, Benissimo. però no. Senta, quindi Ruby, la chiamo Ruby per praticità, Ruby ha mai poi pagato l'affitto della sua casa, cioè non ha mai contribuito con nulla? Mai, mi ha sempre detto che domani finivo questi soldi facendo shopping, il giorno dopo non aveva neanche i soldi, mi chiedeva a me per il panino per mangiare, la verità. Senta, lei poi al pubblico ministero ha detto che il 14 febbraio eravate andati assieme a prendere un regalo Sì. per Nico. Sì, giusto? sì, mi ricordo benissimo questo giorno perché ero rientrata dal lavoro, la mattina lei erano le 7:30, non aveva sonno, lei mi ha detto vieni con me a comprare il regalo a Nico di San Valentino. Siamo andati in Garibaldi, in un centro dove fanno le fotografie e fa il cuscinetto col cuore, ha comprato questo cuore, me lo ricordo benissimo, sì, era con me il 14 febbraio, piangeva la notte, poi se n'è andata, si è alzata, se n'è andata, è uscita, è andata con questi regali e poi mi ha chiamato Nico, mi ha detto guarda che è venuto, mi ha lasciato i regali, guarda per favore trattienila. Io ho detto non posso fare niente, non comando io le persone. Ecco, quindi mi scusi, la sera del 14 febbraio che era San Valentino, Sì. dopo essere andati a comprare il regalo, lei è andata La mattina. a portarglielo a casa di Nico? Io no, lei è Non andata. Lei, scusi, lei Ruby, Ah, cioè, sì. Ruby è andata Sì, sì. a portare questo regalo a casa di Nico, che poi l'ha chiamata Nico. dicendole, cerca di trattenerla perché è venuta qui da me. Questo Sì, perché andava spesso, io infatti, lei mi parlava sempre con questo Nico, piangeva sempre di questo Nico e andava a invadere nella vita di Nico. ho capito. Quindi quel giorno era San Valentino ed era particolarmente... Lei piangeva, mi ricordo come adesso, come una matta, proprio io stavo soffrendo anch'io, e lei anche, e lei mi ha detto io adesso vado e gli porto i regali. Lei ha preso dal letto, eravamo in pigiama a guardare la televisione, lei ha preso e se n'è andata. La sera questa. Sì, la sera con i regali. Poi non abbiamo capito chi ha detto trattienila lì, Poi quando, Nico. dove. Nico, perché lei, giustamente il Nico stava con un'altra donna, era fidanzato. Ah, quindi prima di uscire ha chiamato Nico? No, non ha chiamato, dopo che è andato Ruby ha fatto forse, non lo so come è andata lì, ha lasciato i regali e poi ha richiamato Nico, guarda che Ruby è venuta qua a invadere un'altra volta a casa mia, per favore trattienila. Io gli ho detto guarda non sono affari miei. Ma il Ruby era già uscita però? Era già uscita? Era uscita, sì, le aveva portato il regalo. Sì. Quindi Ruby era andata a casa di Nico, Sì. per portargli il regalo, Nico era con un'altra donna e Nico telefona a lei chiedendole di intervenire
per evitare che succedesse ancora. Sì, ogni volta Nico, poverino, E Ruby poi le raccontò cosa era successo quando lui e lei aveva cercato di portare il regalo? ha detto che lui l'ha mandata via giustamente, non voleva che sapere di Ruby. Certo, e quindi lo raccontò quella sera quando rientrò? Glielo raccontò quella sera stessa? Sì, lo dica al microfono. Sì. Sì, mi scusi. Quando lei telefona, dunque lei telefona il 27 maggio al 113. Sì. Ricorda quando poi lei ha fatto effettivamente la denuncia per il furto, cioè quanti giorni dopo o quando l'ha fatta? Guarda, ribadisco, io l'ho fatta dopo una settimana, 10 giorni, perché io chiamavo di continuo a lei avvisandole: guarda che io vado dalla polizia e ti denuncio se non mi ridai i miei soldi. E lei là, dopo un po', ha detto: i soldi che ti ho rubato, vado all'Elemora, visto che non ci credi che conosco gente importante, vado all'Elemora che i soldi te le restituisce Ecco, lui. Guardi, questa Sì, per ma la questo sua l'ha già memoria. detto, se si ricorda vuole sapere il difensore con maggior precisione quando ha presentato poi la denuncia. No, non ricordo. Ecco, la data è del 1° giugno del 2010, Sì. c'è qui il verbale. Senta, quindi lei prima di andare a fare la denuncia è andata a parlare, dopo la telefonata del 113, è andata a parlare con l'Elemora. No, prima con l'Elemora mi ha detto denunciala. Ah, scusi, quindi prima ancora del 113? Sì, lei perché ha la Ruby parlato mi aveva con mandato. l'Elemora, cioè subito dopo il furto sostanzialmente. Sì, perché io chiamavo Ruby, le mi ha detto: visto che non ci credi che io conosco gente importante, vai dall'Elemora che ti dai i soldi che ti ho rubato. Io sono andata all'Elemora conoscendolo, le ho detto: l'Elemora, sa Ruby la conosci? Lui mi ha detto: è una pazza, denunciala. Io sono andata in questura, ho preso le mie forze e l'ho denunciata, e così è stato. Dopo, cioè dopo il 113, perché abbiamo Sì. già dato, sì, benissimo, grazie. Senta, poi una precisazione del Presidente del Tribunale. Lei ha parlato di queste minacce che avrebbe avuto dopo la pubblicazione su internet del suo numero di telefono, Sì. E a seguito di quelle lei ha mandato quella SMS dopo averlo cercato all'ispettore Albanese, Sì. giusto? Ecco, queste minacce sono arrivate sul suo telefonino, Sì, cioè su quello sì. pubblicato? Sì, che mi facevano fuori Benissimo, per benissimo, questa benissimo, storia. perfetto. E quante ricorda? Sono state molte, poche, più di una telefonata? Un po'. Un po'. Parecchie? Sì. Benissimo. Senta, l'SMS che lei manda all'ispettore Albanese è finalizzato a che cosa? Cioè a spiegare qual era... Che io non c'entro nulla in questa situazione, perché mi hanno messo in questa situazione quando io ho denunciato una persona che mi ha derubato. Non capisco dove io devo centrare quando io ho perso tutto e non conosco quella gente che lei frequentava veramente. Fuori da casa mia non so dove andava lei. Lei mi diceva tante cose, ma come mi diceva io non me le ricordo neanche, talmente che diceva bugie, ormai non la credevo più. Mi diceva che era lì, poi la vedevo in discoteca, mi diceva che era lì, poi me la vedevo da un'altra parte. Cioè, come faccio a credere una persona del genere? E cioè vuol dire che Ruby le diceva che andava in un posto e poi invece lei la trovava La in un trovavo altro? in un altro, sì. Questo accadeva anche quando... Anche quando dormivo, spariva. Spariva. No, certo, mi scusi, ma questo è accaduto anche quando le diceva che andava a casa dell'onorevole Berlusconi? Cioè è accaduto in qualche occasione che le abbia detto che andava a casa dell'onorevole Berlusconi? No, ribadisco, a me solo una volta al telefono ho parlato di questa situazione Solo una volta. e poi mi diceva che lei, la aiutava economicamente, essendo che io non l'ho mai vista con gente importante, non potevo credere una persona che conosceva l'ex presidente. Certo. Senta, in un'occasione Ruby le disse anche di aver fatto una denuncia ai carabinieri per un furto subito? Sì, e da lì non potevo credere che era minorenne, sapevo che era maggiorenne anche da lì, perché io essendo che quando è venuta a casa mia le ho chiesto i documenti per fare la denuncia dalla questura e lei mi ha detto: guarda, l'ho dimenticata a casa di Nico, te le riporto. Ormai era a casa mia, la ragazza veramente si comportava sempre bene a casa, cioè non potevo capire veramente che faceva delle determinate cose. Quindi le fece anche vedere una denuncia? Sì, che sì, tra ho fatto l'altro- vedere la denuncia dei carabinieri che era stata scippata in corso Buenos Aires.
Però non mi ricordo neanche... No, ma l'importante è che la domanda Sì. era semplicemente se le aveva fatto vedere questa denuncia fatta ai carabinieri. Sì. Va bene, la Corre. ringrazio. Non ho nessun'altra domanda, grazie. Nessuna domanda, grazie signor Presidente. Poche domande. Lei ha mai rilevato che delle persone venissero, si è mai accorta che delle persone venivano a prendere rubi sotto casa sua? Guardi, io sinceramente, essendo che stavo all'interno della porta del condominio, non è che uscivo a vedere con chi usciva Ruby, assolutamente, non vedevo la macchina, eccetera. A volte veniva a prendere un amico, come uscivano con tanti. Ma Rubi le ha mai detto che erano venute a prendere le macchine importanti con autista? No, questo non ho... 14 febbraio 2010, giorno di San Valentino, Sì. lei, riferendo alle puntuali domande dell'avvocato Guedini, ha risposto che c'era stato questo interscambio con Rizza, con Nico. Ma a che ora tornò a casa Rubi quella sera, se lo ricorda? No, perché anche non c'ero io a casa. Lei non c'era quella No, sera? ero andata a lavorare, non è che sono Quindi lei andata non a è in aspettare grado di Ruby. dire che cosa ha fatto Rubi quel giorno, No, giusto? no. Grazie, non ho altre domande. Grazie mille.